al via oggi il nuovo anno scolastico dopo mesi di isolamento. Ecco, quali precauzioni avete anche preso per il distanziamento degli alunni, ma anche delle turnazioni, insomma, come vi siete adattati alla nuova normativa? Intanto mi permetta di esprimere l'enorme soddisfazione di rivedere i nostri alunni all'interno delle classi. Credo che questo sia il primo valore aggiunto di quest'anno che, sebbene si presenti come anno straordinario, di fatto ha recuperato la dimensione della socialità che nella scuola è assolutamente fondamentale e che chiaramente si era persa nel periodo del lockdown. Quindi cominciamo con questo primo passo avanti. Naturalmente l'inizio della scuola ha comportato una serie di, l'applicazione di una serie di protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti che ci hanno portato innanzitutto a scegliere la didattica integrata come modalità per l'attività didattica vera e propria. Pertanto gli alunni sono stati suddivisi in gruppi che si alterneranno all'interno delle classi, in parte in presenza, in parte da remoto, con l'utilizzo della piattaforma che abbiamo già sperimentato con successo lo scorso anno. Chiaramente il layout delle classi è perfettamente rispondente ai protocolli, le modalità di ingresso e di uscita degli alunni sono state programmate secondo il rispetto dei protocolli, quindi con ingressi e uscite differenziate e anche con turni di orario differenziati. È chiaro che siamo in un periodo di emergenza e questo periodo dobbiamo affrontare con la responsabilità individuale innanzitutto che ci è propria. Quest'anno è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione civica all'interno dei curriculi, quindi io ho detto ai miei alunni che la cosa, diciamo, l'evenienza, diciamo, più importante è quella di cominciare con lo studio delle regole della convivenza civile, che vedono il rispetto del distanziamento, l'indossare, l'obbligo di indossare la mascherina in situazioni dinamiche e naturalmente l'igiene delle mani. Abbiamo dotato tutte le classi di dispenser disinfettanti, i ragazzi sono venuti muniti di mascherina, ma è stato loro comunicato che qualora fosse necessario noi siamo in grado di fornire questi dispositivi. Naturalmente abbiamo anche loro comunicato che in posizioni di staticità loro non potranno stare senza mascherina, ma la dovranno indossare in tutte le situazioni dinamiche. Abbiamo emanato dei regolamenti, naturalmente chiaramente incrociamo le dita, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di salvaguardare la dotazione, diciamo, delle aule della scuola in maniera tale che non si disperdessero poi le aule nella richiesta di ulteriori locali che, data la criticità esistente nel territorio, in realtà non ci sono, e quindi la modalità della didattica a distanza ci è sembrata la forma più giusta per poter avviare regolarmente l'anno scolastico. Ragazzi, niente a scuola oggi? Il primo giorno non ci andate a scuola? Entriamo alle 9. Ah, ho capito. Dopo tanto tempo che effetto fate il ritornare a scuola? Bello, non so. Purtroppo non possiamo stare con tutti i nostri compagni, però a poco. Il tuo commento, dai, inizia la scuola. Emozionante. Emozionante il primo giorno. Emozionante il primo giorno. Come mai entrate tardi? No, incomincia alle 9. Sempre emozionante, pure come il mio compagno. Sempre il primo giorno di scuola, quindi. Dopo tanti mesi di isolamento, come andate? Come avete trascorso? A posto. Avete fatto didattica a distanza? Sì. La didattica a distanza, quindi abbiamo fatto con i professori le videochiamate e abbiamo fatto le lezioni online. Svegliarsi alle 6 di mattina non è tanto bello. Vabbè, a parte questo. Sempre meglio di fare le video lezioni e stare a scuola, giusto dover rispettare le distanze. Un po' di ansia. Però comunque è sempre bello perché vedersi con gli altri è meglio. Ma queste nuove regole, sulle nuove regole cosa mi dici? Le mascherine, il distanziamento? Ci adattiamo, che dobbiamo fare? Avete un po' di paura, di preoccupazione? Quello sempre, un poco c'è, però... Tu da dove vieni? Aragona. Niente, cosa c'è da dire? Finalmente si è tornati a scuola. Contenta, no? Soddisfatta? Sì, abbastanza. Le video lezioni non sono molto belle.
Le relazioni umane sono importanti, dicono. Sì, sì, soprattutto per lo studio, almeno dal mio punto di vista. Di tornare in classe, e di ritornare in aula, di avere il contatto con i ragazzi. Dobbiamo naturalmente rispettare le norme per il bene nostro, per la salute nostra e la salute dei nostri cari. Questo ricordavo giusto poco fa ai miei alunni, che dobbiamo rispettare le norme anti-Covid. La scuola si è attrezzata bene, no? La scuola si è attrezzata, c'è stata una preparazione straordinaria da parte della dirigenza, da parte dello staff della dirigenza, e iniziamo. Abbiamo voglia di iniziare e aspettiamo tempi migliori, che la normalità arrivi anche per noi.